Dopo l'aggressione a un bambino da parte di un pastore tedesco sfuggito alla sua padrona, il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha convocato un vertice in settimana tra i sindaci del litorale per decidere un codice di comportamento, sanzioni e deterrenti da adottare nelle spiagge, soprattutto alla luce della nuova legge regionale che consente di portare i cani in spiaggia con guinzaglio e museruola. L'episodio, accaduto in zona Pineta a Jesolo, sta facendo discutere. Troppi cani vengono lasciati liberi, specialmente nelle ore dell'imbrunire, proprio quando molte persone fanno jogging, e si sa che gli animali si allarmano quando vedono qualcuno correre. Sempre a Jesolo c'è stato scompiglio fra i bagnanti quando una nutria arrivata dal mare si è sistemata sotto un ombrellone. L'animale è stato catturato e probabilmente ammazzato, neanche fosse una belva feroce. Va ricordato che la nutria, ovvero il castorino, col quale le signore una volta si impellicciavano, è un animale pacifico che non attacca l'uomo e che oltretutto è strettamente vegetariano.